In località Tornova, in comune di Loreo, in provincia di Rovigo, lungo il canale di Loreo, un tempo navigabile, si trova il complesso agricolo detto Corte Vianelli. È sorto sull'alveo abbandonato e interrato del fiume Adige, dove nel 1725 è stato eseguito il taglio della chiocciola per addrizzarne il corso. È costituito dalla villa padronale con al suo lato sinistro una barchessa con portici inframmezzata da lesene, due edifici adibiti a residenza dei salariati e sul retro un giardino e magazzino costruito in epoca più recente. Questi edifici sono circondati da un muro di cinta in mattoni. Esternamente, in prossimità della strada, troviamo un oratorio settecentesco dedicato alla Madonna del Rosario. La residenza padronale, orientata a mezzogiorno, è stata costruita nel 1770 ed è costituita da un corpo centrale con due piccole ale arretrate. Si sviluppa su un piano rialzato, un piano nobile e un sottotetto. Davanti il portale d'ingresso si trova una breve scalinata semicircolare, mentre sulla facciata al piano nobile si vede, in posizione centrale, un poggiolo in ferro davanti a un portale ad arco con contorni in marmo, sopra il quale si nota lo stemma della famiglia Zanchi, costruttore della corte e prima proprietaria del luogo. Nella mappa del catasto austriaco del 1846, la barchessa, la villa e le residenze di servizio risultavano tutte collegate tra loro, ma già suddivise in mappali distinti, come la stessa residenza principale, che apparteneva per metà a Zanchi Marianna, maritata a Leopardi, e nipoti Nordio, mentre l'altra metà era di Nordio Giovanni, come pure le case coloniche. I fabbricati di servizio all'azienda agricola risultavano invece di Zanchi Marianna e nipoti Nordio, figli di Giovanni. Nonostante i danni subiti durante la Seconda Guerra Mondiale, all'interno della villa si trova una scala in pietra con soffitto voltato, camini e soffitti affrescati. Il complesso agricolo è oggi proprietà della famiglia Vianelli.